Buonasera a tutti ragazzi, come avevamo già previsto ed è confermato in questo momento dalla NOAA che una tempesta magnetica di G2 è in arrivo sulla Terra o già è arrivata, quindi in queste ore è in corso classe G2, quindi media, non bassa non alta, quindi di media. Quindi questo fenomeno sarà visibile, diciamo, alle latitudini più settentrionali, dove il campo magnetico terrestre, diciamo, e i livelli di energia solare sono più forti, ma si prevede che comunque colpirà la Terra con una dose concentrata di particelle solari, quindi può causare potenzialmente la comparsa dell'aurora boreale più a sud del solito, quindi diciamo sarà molto visibile. Diciamo che in queste ore è in corso perché era prevista da ieri, quindi dal 31 agosto, e doveva arrivare oggi, 1° settembre, quindi penso che già è in corso in queste ore. Quindi penso che stasera alle latitudini si vedrà questa. La tempesta geomagnetica in effetti è una tempesta solare che arriva sulla Terra, in effetti diciamo è un buco solare nel Sole e quindi questa tempesta diciamo solare è in arrivo sulla Terra. Di solito provoca le aurore boreali, quindi però può dare anche disturbo ai GPS, alle onde radio, diciamo alle apparecchiature elettroniche. Se è molto potente, addirittura li può far saltare distruggendola per sempre. Infatti a volte si ha paura che possa arrivare una tempesta solare così forte che torneremo indietro come si dice, all'età della pietra, perché può distruggere. No, anche se ci sono alcuni scienziati che dicono di sì, Mr. Peppe, quindi alcuni scienziati dicono che può provocare terremoti, però non è, diciamo, scientificamente provato, perché la scienza, come si sa, è sempre divisa, alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no, quindi non saprei dirti. Comunque poi si vedrà se, ad esempio, già ieri in Italia ci sono state una serie di sequenze di sciocche nel centro Italia, quindi già eh, si può dire, ma non è certo. Quindi vediamo che cosa succederà nella giornata e nella serata di oggi, se ci saranno terremoti di forte intensità, quindi la giornata è ancora lunga, vediamo che cosa succederà, se sarà possibile che in questi 2 giorni che ci sta questa attività solare in arrivo possa verificarsi qualche terremoto un po' più pesante, quindi non possiamo escluderlo perché la scienza è divisa. Alcuni dicono sì, alcuni dicono no. Quindi non è scontato purtroppo, quindi non posso rispondere a questa domanda perché la scienza è divisa, quindi non lo so mo chi ha ragione, se uno o l'altro. Quindi si può avere ragazzi al massimo disturbi ai cellulari, ad internet, potreste non riuscire a telefonare bene, queste cose qua comunque può succedere normalmente quando si ha una tempesta geomagnetica di G2, diciamo che è media, poi se fosse forte ragazzi addio internet e a tante altre cose, quindi penso che è a livello medio, quindi non si farà nulla di che. Chi sta, diciamo, ai poli potrà vedere l'aurora boreale che in effetti è come una tenda tutta colorata che l'ho vista io in Finlandia ed è bellissima ragazzi, è come un velo tipo una tenda che scende dal cielo e si muove, è di 1000 colori, quindi è una cosa che la devi guardare con gli occhi, puoi andare pure su internet a guardare, però con gli occhi ragazzi è tutta un'altra storia, quindi è confermato in effetti quello che avevamo detto 2 giorni fa, che un foro, diciamo un buco solare era in arrivo sulla Terra. In effetti è esploso questa macchia da sole grande, un bel foro grande che non lo so Lupus, ti dico una bugia, questo non lo so.
Ma non credo comunque, che non influenza il corpo umano, in effetti può influenzare, diciamo, tutte le apparecchiature elettriche, quindi non credo sia possibile perlomeno sull'uomo, a quanto ne so, poi non posso dirti sì oppure no, però credo di no, eh. Quindi ragazzi, vi auguro un buon proseguimento, ci sentiamo dopo con qualche altro video. Quindi in effetti in questo momento ragazzi il sole ci sta bombardando con le sue particelle solari, quindi però ripeto, al massimo le comunicazioni possono essere, sì sì, macchinari anche terrestri, sì, ma l'uomo no. Già i terremoti, lupus non è detto perché la scienza è divisa. La metà dice sì, la metà dice no, quindi sul fatto dei macchinari tutti sono concordi che può distruggere internet, GPS e tutte le apparecchiature elettroniche esistenti al mondo, quindi questo qui tutti gli scienziati sono concordi. Vede, tutto a posto. Che è successo? Oh, il sole ci sta bombardando di raggi solari. Qua ci vuole col drek, qua. Oh, D'Artanius, vedi tu, qualcuno ci vuole con Mazinga, Z. Oppure sono gli alieni, stanno a chiamare. Sì, sì, e tanto Danny, tanto aggiungiamo qualche cosa in più. Ciao Elena. Quindi, come si dice, più peggio di così, ragazzi, non può andare. Anzi, veramente, il napoletano, ragazzi, più nero da mezzanotte non può venire. Quindi, bella detta napolitanamente, brevemente. Diciamo, non ci facciamo mancare nulla, dai ragazzi, terremoti, eruzioni, tempeste solari. Ci manca l'asteroide già passato in Sardegna, quindi diciamo che questo diciamo, mese è passato all'insegna proprio di tutti i fenomeni. Ci manca solo qualche uragano che arriva in Italia e poi stiamo a posto. Lo so. Quindi purtroppo però il mese scorso c'è stato, quindi diciamo che negli ultimi giorni abbiamo avuto tutto. Ma vediamo a settembre che succede. Quindi diciamo che agosto è andato via, vediamo settembre, però settembre già è incominciato bene, tempesta solare. Poi c'è stato il terremoto nel centro Italia, quindi per ora, ecco, ora vediamo mo che incomincia il maltempo, che succede. E poi ne riparliamo, vediamo, facciamo la statistica mensile del mese di settembre. Diciamo che agosto è stato proprio una chiave. Sì, sta macino. Sì, sì, allora il nuovo mese è già stato inaugurato, tempesta solare e terremoti nel centro Italia. Quindi già vedi in un giorno solo già due cose. Ci mancano, questo mese era di 31, quindi ci mancano altri 29 giorni, perché settembre è di 30, quindi già in un giorno solo già abbiamo terremoti e eruzioni solari. E stiamo solo a aprile. Ma vediamo che succede. La giornata non è finita, ragazzi, vedete che ci mancano ancora parecchi per mezzanotte. Quindi non è detto che fino a mezzanotte non succede qualche altra cosa, quindi non date per scontato che è solo l'eruzione solare e un terremoto a centro Italia. Quindi aspettate prima di finire la mezzanotte, come si dice, da passare la nottata. Elena è stata qui a Materno, non siamo riusciti a prenderla, sta Samara. Mo sta cosa a Pagani l'hanno picchiata a Pagani. A Pagani non è andata tanto bene. Quindi stasera mi raccomando, trattatela bene. Perché ultimamente, sì sì, pure ieri ha dato l'appuntamento qua e aspetto tutti quanti a Torrione, ma poi non è arrivata. Ma può darsi pure che si diverte, no? A scrivere ci vediamo qua, ci vediamo là e non è vero nulla. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, vediamo che succede. Lenny, mi raccomando, è da passare ancora la nottata, ci mancano ancora parecchie ore, quindi non candiamo ancora vittoria.
fino a mezzanotte ci sta tempo. Già erano, sì, sì. Vabbè, alla fine non è nulla di cattivo, è uno che si diverte a travestirsi, quindi non è nulla di che, Elena. Ciao Elena, ciao Danny, ciao a tutti ragazzi.